sono 5 i candidati a Porto Empedocle a sindaco che hanno finito di presentare le liste. Vi diamo i nomi: sono Salvo Iacono, l'uscente sindaco Ida Carmina, Gianni Amel, Calogero Martello e Rino Lattuca. Salvo Iacono ha presentato ben 3 liste: Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci, Isola Empedoclina. Ricordiamo che ogni lista potrebbe avere 16 elementi che costituiscono il Consiglio Comunale di Porto Empedocle. Ida Carmina sono una lista denominata Movimento 5 Stelle, il candidato Gianni Amel una lista con Primavera Empedoclina, il candidato Calogero Martello ha presentato 3 liste e sono Forza Italia, Progetto Comune e Noi per la Città. Quindi il candidato Rino Lattuca, che ha presentato ben 4 liste, una denominata UDC, una Fratelli d'Italia, una lista civica Lattuca Sindaco e un'altra Siamo Bigaglia. Ida, da poco presentate le liste, si ritenta la sorte, insomma, ci crede nella sua ricandidatura? Ma io offro la disponibilità alla mia città per una valutazione del mio operato. Io ritengo di aver fatto tanto, abbiamo trovato davvero il Titanic in fase di affondamento, mi sono inabissata, quindi la gente magari non si è resa ben conto di quello che stavo facendo, inabissata per salvare il mio paese e la mia città, e ci sono riuscita, perché oggi Porto Empedocle vive un momento di serenità. Certo, non tutto è perfetto, ma pensando da dove siamo partiti e dove siamo adesso, penso che tutti possono constatare un miglioramento che è anche nelle carte. Evidentemente quando uno costruisce le fondamenta, costituisce le basi per lo sviluppo futuro, ed è giusto che chi ha realizzato le fondamenta poi possa edificare sul buono che ha realizzato. Quindi per questo io vi propongo in continuità un'azione amministrativa che è stata forte, faticosa, decisa, determinata, con grande passione. Davvero ci siamo impegnati al massimo e anche tuttavia realizzando opere pubbliche come il rifacimento del Lido, lo stadio comunale. Ci sono degli appalti, vogliamo raccogliere i frutti di tanto che abbiamo seminato, col timore che si possa tornare indietro. Porto Empedocle non può tornare indietro, deve andare solo avanti. Salvo Iacono, candidato a sindaco al comune di Porto Empedocle, oggi ha presentato le sue 3 liste. Abbiamo presentato oggi 3 liste a sostegno della mia candidatura a sindaco. Le liste si chiamano Isola Empedoclina, Liberi e Capaci e Sviluppo per Porto Empedocle. I loghi rappresentano alcuni riferimenti collegati al programma. La torre Isola perché la torre di Carlo V si trovava prima su un'isola vicina alla terraferma. Libera e Capace è stata un'espressione voluta dagli stessi, sia dai sottoscrittori che dai candidati, e Sviluppo Porto Empedocle è quello che rappresenta quello che è una delle più importanti azioni del nostro programma. Dobbiamo dare sviluppo a questa città, partendo da una rieducazione anche del vivere quotidiano, perché questo paese necessita delle regole che oggi sembrano ormai dimenticate. Il resto io garantirò il massimo impegno mio personale, sono uno che va in ufficio alle 7 di mattina, per cui figuratevi se mancherà la mia presenza al comune o sulla città. Ricordo e ripeto, è una cosa per me a cui io tengo, che io sto rinunziando anche a cose per aiutare questa città, mettere a disposizione la mia esperienza, che molti riconoscono, a disposizione del mio paese, perché mi piange il cuore a vedere il mio paese in queste condizioni.